E da Mosca Putin rilancia la sua sfida e parla di attacchi economici falliti. In diretta il corrispondente Sergio Paini. Sergio, cosa ha detto il presidente russo? Ha detto che è fallita la guerra lampo lanciata dall'Occidente attraverso le sanzioni. Ne è convinto Vladimir Putin, che anche rassicura l'economia russa si sta stabilizzando, dice, così come l'inflazione con il rublo che è tornato sui livelli di inizio febbraio. A parlare di problemi ci pensano però il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin. Senza più molte aziende straniere, avverte, soltanto qui nella capitale sono a rischio 200.000 posti di lavoro, e soprattutto lancia un allarme la governatrice della Banca Centrale Elvira Nabiullina, intervenuta alla Duma. Finora le sanzioni hanno colpito principalmente il mercato finanziario, ha dichiarato, ma adesso influenzeranno sempre di più l'economia reale. Le riserve sono limitate, quindi serviranno cambiamenti strutturali. E intanto anche affiora un certo risentimento verso la politica di alcuni paesi ormai considerati non più amici come l'Italia. A Rossosh, nella Russia meridionale, è stato distrutto, vandalizzato e imbrattato con la lettera Z un cippo della pace che era stato posto dagli alpini in segno di riconciliazione e di amicizia tra i popoli. Ma adesso vediamo sulle sanzioni il servizio di Francesco Di Mario. Potrebbero essere le sanzioni contro la Russia a incrinare il rapporto fra Putin e la sua banchiera centrale Elvira Nabiullina. Per il presidente le misure occidentali hanno fallito, per la governatrice invece hanno colpito il mercato finanziario e ora intaccano l'economia reale, con le scorte che dureranno poco e le riserve valutarie dimezzate. Le aziende del paese, spiega, dovranno trasformarsi per sopravvivere. La brillante economista, che arriva dalla Bashkiria, tra gli Urali e il Volga, volto tecnocratico di Mosca in tante occasioni ufficiali, ha un rapporto solido con Putin, ma non teme di dire la sua. È al fianco del presidente dal 2007, prima ministra dell'economia, elogiata per la risposta alla crisi finanziaria globale, poi banchiera centrale, apprezzata per la reazione alle prime sanzioni dopo l'annessione della Crimea. Con la guerra in Ucraina, però, le ragioni della politica incarnate da Putin divorziano dalle ragioni della tecnica finanziaria difese da Nabiullina. Così la governatrice prima presenta le dimissioni e se le vede respingere, poi insiste con le previsioni fosche, al punto da far inalberare Putin, che avrebbe interrotto bruscamente una videoconferenza con lei. Sue le obiezioni dietro il rinvio del decreto sul pagamento del gas russo in rubli. Se perderà il posto, potrà consolarsi con le poesie di Verlaine o la Carmen di Bizet, sue grandi passioni. Il presidente del Consiglio Draghi è risultato positivo al Covid.